Presidente Serracchiani, finanziamenti straordinari per la sanità, e allora di cosa stiamo parlando? Grazie alla riforma della sanità abbiamo non soltanto riadattato il sistema, ma fatto proprio una vera e propria mappatura della nostra sanità e quindi sappiamo dove dobbiamo mettere le prossime risorse. Intanto ne abbiamo allocate tra il 2014 e il 2017 386 milioni per le grandi opere e oltre 160 milioni per gli investimenti tecnologici, per tutto quello che serve appunto agli ospedali e anche al territorio. Oggi per il 2017 e 2019 allochiamo, e sono già certi, cioè esistono effettivamente, 103 milioni di euro in tutto l'ambito regionale per l'acquisto di impianti tecnologici, per interventi sugli ospedali, per i lavori che dobbiamo effettuare sul territorio. Quindi è una sanità che si sta ricostituendo e che si rafforza e si rilancia. Assessore Telesca, in dettaglio di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando dal 2017 al 2019 una programmazione per parte regionale, diciamo alcuni indirizzi alle aziende sanitarie. Questi indirizzi riguardano dei lavori edili e strutturali su alcuni presidi ospedalieri che ne hanno bisogno, penso per esempio alla Tisana, penso al presidio di Monfalcone, penso al presidio ospedaliero per la salute di Gemona, penso a Tolmezzo e adesso altri diciamo lavori edili. Poi c'è la tecnologia, il rinnovo tecnologico che è molto importante, abbiamo dato alle aziende una quota per il rinnovo tecnologico, le aziende su questo hanno già una loro programmazione interna, penso per esempio alla risonanza magnetica Monfalcone, ma molte altre cose che le aziende hanno nei loro programmi e queste risorse daranno la certezza di poterle fare. In particolare sulla zona di Trieste abbiamo inserito noi come programmazione regionale l'acquisto della CityPet, che si aspettava da tempo, che quindi entrerà di diritto nella programmazione aziendale, e poi abbiamo inserito delle quote per migliorare la situazione dei distretti sanitari, per la costituzione dei CAP, dei centri di assistenza primaria o comunque le nuove medicine di gruppo integrate che sono l'effetto della risorsa, e tecnologie sul territorio, quindi dotare le organizzazioni della medicina di famiglia anche con delle apparecchiature che supportano la medicina di famiglia per fare diagnosi.